americane, però iniziamo con altro. Allora, chi vi parla, vostro sparacazzate preferito, 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, ripeto 0292947222. Per i più timidosi il numero del telefono WhatsApp per i vostri WhatsAppi. Se dovete mandare un audio non lo mandate oltre i 30 secondi di durata, perché se me lo mandate 2 minuti io vi amo, però 2 minuti di audio non se vo senti il dono della sintesi che ci ha dato nostro Signore. Fratelli, un giorno inviteremo anche il nostro cappellano dei professionisti imprenditori uniti, Fracazzo, che da Velletri, così come mi ricordano da dietro le quinte, dall'altra parte del Cheno Legnoso, il mitico Lorenzo, il nostro regista che lavora a ritmi cinesi, viene pagato in noccioline, quindi Chip Chop, grazie, c'è arrivato un cesto di noccioline. Velocissimamente volevamo salutare delle persone. Numero 1, il poliziotto di Verona. Volevamo fare complimenti a tutti i ristoratori di Verona che hanno fatto una meravigliosa colletta per aiutare questo ragazzo che ha avuto la sfortuna di incontrare un signore del Gambia che è venuto in Italia con lo scopo di accoltellare gente. Ha incontrato prima una pattuglia della polizia locale, poi la pattuglia della polizia ferroviaria, e purtroppo, come si evince dai video, pensate un po', in mano alla come si evince dai video, il poliziotto è stato costretto a reagire. Non è uno sceriffo come qualche assessore della Gotham City Verona della giunta PD annuncia. Quindi noi salutiamo, e poi come non possiamo essere esterrefatti e salutare dalla nostra solidarietà totale al ferroviere che ieri a Genova Rivarolo è stato accoltellato da una coppia di egiziani. Lei e lui 21 anni, lei 16 anni. Tu vai al lavoro e ti becchi 2 coltellate. Quindi sono cose che non devono assolutamente succedere. Oggi c'è uno sciopero generale di tutti i lavoratori delle ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tiper. Siamo assolutamente solidali. Con lo sciopero siamo un po' critici perché alla fine lo pagano i settori sensibili alla popolazione, gli anziani, chi non può guidare e le donne. Però dopo quello che è accaduto, noi, siccome a livello governativo sappiamo di essere sentiti e ascoltati, tiriamo il governo per la giacca, questo lo facciamo. Bisogna intervenire sulla sicurezza nell'ambito ferroviario, perché ormai i treni, da anni, dopo che la sinistra ha fatto sbarcare 2 milioni di immigrati clandestini nei 12 anni in cui si andava a votare, ma governavano sempre loro, in questo meraviglioso fascismo bianco che è durato 12 anni in questo paese. E insomma ci sono questi 2 milioni di persone che fanno quello che vogliono, con la complicità addirittura di certe correnti della magistratura, ma questo lo vedete ancora oggi. Tante volte la polizia consegna alle case circondariali questi soggetti che vengono immediatamente rilasciati dal magistrato di turno. Ecco, quindi poi ci lamentiamo della sicurezza, però una cosa il governo lo può fare. Oppure ci sono quelli che vengono mandati in Albania e ce lo rispediscono indietro. Ecco, questa è la voce suadente di Mimmo Magnetta, presidente dei professionisti imprenditori uniti. Governo però ai militari, invece di farli stare in caserma, e vi parla uno che ha fatto il militare nel 2010 a Tolmezzo, quindi ho fatto il militare come si deve, questo lo posso dire, a Tolmezzo, in provincia di Udine, nelle Alpi Carniche. Fate salire i militari sui treni, e me lo diceva Vincent, li tieni 8 ore sul treno regionale a fare avanti e indietro. Fatelo, inventatevi qualsiasi cosa per dare la sicurezza a chi viaggia e chi lavora nei treni pendolari, perché questi soggetti sulle frecce chissà perché non ci salgono, e allora non può esistere un treno di serie A, un treno di serie B, o lavoratori di serie A, lavoratori di serie B. Va garantita la sicurezza ovunque. Governo, agisci, perché le ferrovie sono il nostro Far West. E a proposito di Far West, oggi lanciamo l'approfondimento di quello che deve accadere oggi. Oggi è il Tuesday, il martedì famosissimo per Costituzione fissato. Sapete perché? Sì, ecco, allora noi abbiamo qua il nostro Giuseppe, che è l'uomo virtuale del sito, l'artefice del meraviglioso sito di Radio Libertà, l'uomo all'elettronica, il nostro Guglielmo Marconi 2.0, l'uomo che ha dato la voce su internet. Prima su internet c'era solo OnlyFans e YouPorn, ora su internet dopo OnlyFans e YouPorn c'è il sito di Radio Libertà, e questo meraviglioso risultato. Io come esempio faccio un po' schifo, ma insomma comunque ha vissuto. Ma non è vero, sei così bello, ecco, grazie. sei così fotogenico. Guarda. Amiche, se lo volete vedere su OnlyFans, c'è la pagina Radio Libertà OnlyFans, dove potete vedere un sacco di cose interessanti abbonandovi. Ecco, quindi ci manca solo quello. Però ci arriveremo di sto passo. Ok, Giuseppe ha vissuto qualche annetto negli Stati Uniti.
un po', sì, ho fatto qualcosa. Ecco. Qualcosa ho fatto. E ha girato gli Stati Bene. Uniti non solo nelle Esatto. città dei radical chic, dove ci sono i giornalisti della RAI, del Corriere, dove c'è I Emilio giornaloni, Mola, come li chiama dove c'è il nostro Emilio direttore Mola Giovanni che Sallusti, scrive no? un sacco di cose per, Sì, certo. per la gente radical su Instagram. E ha vissuto anche quell'America rurale, quell'America dove ci sono i boari, come qua in Italia, perché non esistono non c'è solo Milano, Roma, c'è anche un sacco di campagna, di paesi, sono quelli che fanno la differenza. Negli Stati Uniti, pensate un po', è la Noi stessa siamo abituati a cosa. immaginare gli Stati Uniti come New York, Los Angeles, no? Philadelphia, Chicago. E in realtà gli Stati Uniti sono enormi, sono sterminati. Le città sono semplicemente sono dei satelliti, sono dei pianeti. In alcuni casi, come New York, siamo proprio calati da una civiltà aliena, buttati giù dagli elicotteri, insomma. No, dice, no, la cosa del martedì per Costituzione, Sì. ma quella è interessante perché è una tradizione che è diventata costituzionale perché quando si andava a votare, la maggior parte delle persone lavorava nei campi, lavorava per l'appunto nelle province, no? E i seggi invece si trovavano nelle città. Quindi alla domenica tutti in chiesa, perché al tempo era così. Infatti, Quindi- scusami se che ne dica Kamala, che caccia i sostenitori cristiani. A un comizio di Kamala Harris è andato un cristiano con un mega cartellone con scritto Kamala, Dio ti ama. Kamala ha fermato il comizio e ha detto: questo non è il tuo posto, non è il vostro posto. Mentre lui gli urlava Kamala, Dio ti ama, esci fuori. E questo ha fatto scalpore nella comunità cristiana, perché poi l'America non è solo un paese di ciccioni, abortisti, zozzoni, come sembra in TV, è un paese No, ma c'è anche il profondamente fatto che l'ossessione cristiano. dell'inclusività finisce con essere esclusiva, no? Sì. Perché si passa poi dall'altra parte, no? Ogni volta che una cosa diventa fanatismo, no? Cioè raddoppi gli sforzi dimenticando il perché. No? Quindi quello che capita è che appunto l'ossessione dell'inclusione finisce con l'escludere la maggior parte delle persone, no? Per esempio i cristiani. E invece al tempo, no? Cosa succedeva? Succedeva che che la domenica era sacra perché la gente andava in chiesa, no? No, c'era Dio, in God We Trust c'è scritto sul dollaro, no? Quindi la domenica era sacra, quindi non si poteva andare a votare. Al lunedì bisognava spostarsi. Cioè, il problema era che la gente col carretto, col cavallo, no, si doveva spostare dalle campagne verso la città, verso i seggi. Al martedì si votava ed era perfetto perché il mercoledì era il giorno tradizionale del mercato. E quindi si tornava a casa per il mercato con i prodotti che venivano prodotti. E il cerchio si chiude qua, direi, visto la genesi della trasmissione. E quindi, caro Giuseppe, ti abbiamo invitato perché tu l'America la conosci molto bene. A guardare i media italiani la partita sembra già chiusa. Girano sondaggi fantomatici che Kamala Harris era avanti di 8 gol e anche Tardelli avesse segnato di mano. Sì, esatto. Gol di testa di Zoff direttamente su calcio d'angolo, no? Per fare dotte citazioni. In realtà le cose, la verità è che tutto quanto sarà in un'incollatura davvero muso corto, perché le cose un pochino più autorevoli in questo momento, i sondaggi dicono che negli swing state ballano 0,3. Anzi, No, dicono che 5 stati su 7 addirittura Trump è avanti. Cioè, per assurdo, se Trump se ne assicurasse tutti e 5, ha recuperato in alcuni, sarebbe il vincitore delle elezioni. Ora toccate ferro se da una parte o dall'altra, però questo... Sì, sarà abbastanza difficile riuscire a vedere un risultato certo. Sicuramente tutte le previsioni, finché non ci sarà lo spoglio, saranno tutte false, tutte falsate, tutte sbagliate. Come è tradizione, fra l'altro, che sì, anche perché gli americani hanno un certo ritegno nel fare dichiarazioni di voto, no? Fanno fatica se le tengono per sé. Esatto, contrario di qua, tu qualsiasi televisione guardi, qualsiasi canale televisivo guardi, qualsiasi giornale leggi, qua in Italia sono tutti pro Kamala. Sì, però voi vi ricordate anche e poi che fake nessuno news... votava Berlusconi vinceva? Sì. Anch'io l'ho votato una volta, ero ubriaco, infatti non mi ricordavo. Allora, o perché non si ricordavano, perché non vogliono sembrare non abbastanza alla page, però poi alla fine vanno perché poi alla fine la gente vota secondo il suo interesse, no? Secondo quello che è più vicino a quello che conviene alla loro vita, che poi è la cosa sana che c'è, no? La democrazia è fatta per questo, no? Perché quello che deve prevalere è questo, non è l'ideologia. No? Qual è il personaggio, qual è il partito, qual è la coalizione, qual è la visione di vita e del mondo che si avvicina di più a quello che questo paese vuole rappresentare. E il paese è fatto dalle persone che lavorano, dalle persone che si trovano
impastoiate nella burocrazia, delle persone che si trovano con problemi di giustizia, con delle persone che si trovano con dei problemi economici e fanno fatica a sfondare, ci sono delle persone che hanno un sogno per la loro vita e per la loro famiglia, no? Questi sono i fattori che alla fine portano la gente al voto, no? E da questo punto di vista anche gli Stati Uniti non è che sono diversi, no? Cioè, adesso, fra l'altro proprio questa mattina Giovanni Sallusti, direttore, Sì. ha fatto un bellissimo editoriale, un bellissimo liberamente, dove dice alla fine dei conti, no? Cosa che io fra l'altro condivido pienamente, alla fine dei conti, fatto 100 con tutti quanti i sondaggi, tutto quello che dicono i giornali, tutte le analisi dei politologi che si riducono, non so se avete visto, man mano che il cuneo si stringeva verso questa giornata, si sono ridotti sempre di più con il pericolo per la democrazia di Trump, Sì, no? sì. Ma perché è un uomo sopra le righe e quindi tutti si gettano sopra le righe. Come se non avesse anche già dello- governato 4 anni, scusate. Poi addirittura ha vinto E poi l'altro. adesso Cioè, arriviamo anche lì, perché poi lì le cose sono le cose che sono successe, sono i fatti, no? Poi tutto il resto va bene, cioè lui è un uomo che è sopra le righe, no? Però allora a un certo punto se scremiamo, no, le criticità della personalità debordante di Trump, il fatto che è politicamente scorretto sempre perché lui fra l'altro segue una sua logica, segue un suo mondo, un suo modo di vedere e le cose, e nel momento in cui poi si è trovato al governo è diventato più realista del re, cioè è diventato estremamente pratico. sì. Quindi Ha portato anche grandi risultati a casa, la pace con la Corea del Nord quasi, cioè cose che... la pace con la Corea del Nord che l'ha imposta, no? Sì. Perché quando, fra l'altro, Trump quando dice io chiudo la guerra, se mi leggete, in una settimana, magari non in una settimana, però gli Stati Uniti hanno un grande potere, il potere di andare a trattare, ma a trattare mettendo sul tavolo il peso politico, economico, financo militare, ma senza bisogno di arrivarci, degli Stati Uniti. Cioè loro dicono ok, noi trattiamo, però cioè, c'ho l'America dietro di me, no? E questo ovviamente non è la danza che si fa all'ONU, che si fa all'Unione Europea, no? Che è una quadriglia figurata settecentesca, no? Dove tutti quanti si spostano senza mai togliersi da quella stanza. Qui si tratta di togliersi da quella stanza proprio, no? E arrivare a fare 4 anni fa 4 anni fa, chiedo scusa, 8 anni fa, cioè nel primo mandato Trump ha portato a casa per il Medio Oriente uno dei risultati più eclatanti del dopoguerra, che sono stati gli accordi di Abramo. Sì. Gli effetti degli accordi di Abramo sono stati... Ci spieghiamo per gli amici un po' meno attenti a casa. Praticamente degli accordi per cui i paesi del Golfo arabi riconoscono Israele. Riconoscono Israele e non solo, ma intrattengono anche rapporti commerciali alla fine, no? Cosa è successo? Che nel momento in cui i tagliagole guidati dall'Iran, quindi Hamas, no, del 7 ottobre, Hezbollah, gli Houthi sul canale, hanno incominciato a creare questa nuova serie di attacchi concentrici su un paese grande come la Lombardia e ha meno abitanti. Che cosa è capitato? Cioè è successo perché il tentativo è stato anche quello di far saltare gli accordi di Abramo e non sono saltati. I paesi del Golfo non hanno pronunciato un fiato. Perfino l'Arabia Saudita, che pur non aderendo formalmente, no, in pectore, all'Arabia Saudita piace fare affari, la guerra fa male agli affari, no, se non gli affari di guerra, ecco. E noi, in quanti in affari di guerra, siamo molto specializzati, abbiamo una ricca capacità produttiva di armi e armamenti vari, insomma. E non sto ma non parlando... abbastanza. A quanto pare i paesi fuori ne sono grandi produttori, non abbiamo niente da invidiare a produzioni russe, cinesi o nordcoreane Ci addirittura, dovremmo che va molto... specializzare di più nei cosi, come si chiamano? No, noi, l'Italia, I droni. l'Italia quando facevo il militare mi dicevano che era esperta in mine antiuomo. La Valmara era il fiore all'occhiello della produzione militare italiana, infatti sono illegali. L'Italia ha aderito alla conferenza mondiale che le ha dichiarate illegali, quindi l'unica cosa, come l'amianto, l'Italia era ricca di finalmente abbiamo qualcosa, ci moriva la gente, quindi anche quello ce lo siamo giocati, nemmeno a farla apposta. Però man mano che i sondaggi si incollavano e man mano che Kamala aveva questo vantaggio insormontabile, 8 gol, diciamo, gol di testa, anche le fake news su Donald Trump si sono moltiplicate. Addirittura ieri su tutti i media, tutte le TV italiane aprivano: Donald Trump augura la morte ai giornalisti, spero che vi sparino tutti. In verità Donald Trump ha detto un'altra cosa, addirittura si è augurato
quasi la morte, tra virgolette, perché qualora provino di nuovo a uccidermi dovrebbero sparare attraverso di voi. Non mi dispiace che se colpiscono, se colpiscono a me, qualcuno di voi viene pure preso, ma cioè era una battuta, e invece in Italia è passato come se lui avesse detto uccidete, oppure contro la figlia di Dick Cheney. Dick Cheney era l'uomo dietro Bush, l'uomo delle guerre in Afghanistan, Iraq, l'uomo che ha sparso guerra in ogni parte e angolo del globo terracqueo, l'uomo che voleva esportare la democrazia con le armi, un uomo squallido, detto anche dai repubblicani oggi, un uomo che tutta l'America considera squallida, un uomo che ha fatto morire un sacco di giovani americani per guerre inutili. E insomma ha detto alla figlia: vorrei vedere tu con il fucile al fronte. E invece i media italiani hanno riportato augurato che fosse messo davanti a un plotone di esecuzione, ma visto che hanno tutta questa voglia di guerra, Trump ha detto andateci voi a combattere, non i giovani americani. Ecco, a me sembra un po' che tutta questa come dire, questa verve nell'andare a trovare un putridumero morale in uno dei due candidati, no? Il dissing, come si dice nel linguaggio dei rapper, no? Tutto questo dissing alla fine si riduce a nulla, perché quando poi arrivi alle urne, la gente non è che si ricorda o pensa che Trump o quell'altra o Kamala no, uno ha fatto una cosa, l'altro ha detto questo, l'altro ha detto quell'altro. Cioè, queste fanno parte tutte quante di una come dire, di una rappresentazione, no? La realtà è che nella pratica, no, Kamala, sì, ma mi appena chiamata, bravissimo. Sì, c'è una sì. telefonata, Parliamo dopo. Sì, assolutamente, come da tradizione la precedenza a chi ci ascolta. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao ragazzi, buonasera. Sono Mario. Buonasera. Allora, Mario D'Arieti, eh? Sì, allora. Sì, inconfondibile. No, io una considerazione e poi una cosa sugli immigranti. Bisogna capire che in America c'è il sogno, quello che ha sempre voluto la Lega. L'America è un paese molto federale. Lì ogni Stato fa per cazzi suoi, Cioè quello che vale in uno Stato non vale in un altro. Quando tu vedi anche nei film, nei processi, c'è, non so, lo Stato del Kansas, lo Stato del Tennessee contro John Smith, no? Non c'è gli Stati Uniti contro... in alcuni stati c'è la pena di morte, alcuni stati non c'è, alcuni stati si può fumare, altri non si può fumare. Lì c'è la Costituzione che prevede, anche in casi estremi ovviamente, anche la secessione, cioè c'è un federalismo molto spinto. E bisogna anche capire l'immensità del paese, che c'ha 4-5 fusi orari. E tu puoi camminare in America, mio fratello ci ha vissuto, adesso è morto, poverino, 12 anni, per 100-150 miglia e non trovare un'anima viva, cioè non c'è un segno di vita, ancora selvaggio in gran parte, no? Sì. Quello che io invece volevo dire sui migranti, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Una considerazione sui migranti. Io penso che la soluzione, come al solito, uno può pensare tutto quello che vuole su Israele, ma ammettiamolo, stanno sempre 10 o 20 anni avanti rispetto all'altri. Questo è un dato di fatto. Hanno avuto il problema dell'immigrazione 7-8 anni fa, perché sai, nell'immigrazione dei falasciari, ebrei, dell'Etiopia, c'erano inseriti tanti africani. Ecco. A un certo punto c'è stato proprio un trasbordo di africani pieno di gente proveniente dall'Africa subsahariana. Israele era pieno. Sapete come ha risolto il problema? È così, è l'unica soluzione in cui si può fare anche in Italia. Li ha mandati tutti al fronte. Li ha mandati tutti al fronte. No. Una cosa che adesso ha ripreso la Svezia. Mario, il dono della sintesi, per favore, perché tra un po' il nostro ospite deve andare. Una soluzione, offrigli del denaro per andare via. E hanno risolto del 50% il problema. Qui sono 800-900 mila i clandestini. Anche se accettasse, non so, un terzo, già tutti libereresti di 200-300 mila persone. Occhio, in Svezia un mese fa c'è stata una legge, con questo chiudo, vi diamo 30.000 euro al migrante purché ve ne andate via. Se non ve ne andate via voi, con i soldi ve ne mandiamo via noi. Cioè, calcolando che ogni migrante costa circa 12.000 euro l'anno, 30 euro al giorno, Per me la soluzione sta lì, l'hanno trovata Israele e non so quello che ne pensate voi. Dare dei soldi affinché tornino a casa. Grazie. Ciao. Mario, grazie.
Allora, ritorniamo al focus elezioni Stati Uniti. Come Mario, i nostri ascoltatori sono molto attenti, ma tu li conosci benissimo perché ci interagisci anche virtualmente. È un paese sconfinato, enorme, dove non è vero quello che si dice in California sono tutti democratici perché sono intelligenti e sono ricchi. C'è il Texas che è ricco come se non più della California, invece è saldamente repubblicano conservatore, quindi non è vero che la ricchezza da una parte sia una virtù, invece la ricchezza dall'altra siano tutti tant'è pecoroni. vero che negli ultimi 15 anni si è vista una penetrazione dei democratici all'interno del Texas che normalmente e tradizionalmente non si era mai visto prima. È una realtà estremamente complicata, non c'è dubbio, ed è proprio per questo che perdersi fra l'altro nel dettaglio nel momento in cui si è all'election day è un pochino perdere l'orizzonte delle cose. No, in realtà quello che in questo momento si sta scontrando in maniera democratica, nella più grande democrazia del mondo, che è federale, e qui assolutamente sì, ma è federale per natura, perché non nasce come Stato unitario, ma nasce come insieme di popoli, insieme di stati che poco alla volta, no, attraverso guerre hanno incominciato a convergere in varie maniere. E qui non stiamo a rifare la storia degli Stati Uniti. Ma in questo momento si stanno scontrando democraticamente sempre due visioni del mondo. Una è due visioni dell'America che poi dopo si trasferiscono in visioni del mondo, e se vogliamo dopo ne parliamo anche un secondo molto rapidamente, sarò molto rapido. Una è una visione hollywoodiana, qui sto riprendendo nuovamente l'editoriale di Sallusti che è illuminante da questo punto di vista. Quando si parla di linea editoriale, ragazzi. È questa, d'altra parte no, la cosa importante a un certo punto è riuscire a essere chiari e tagliare in maniera tale che tutto sia nitido, perché perdersi nel dettaglio è tipico di chi non vuol far capire niente. No? Allora, da una parte abbiamo un partito democratico con Kamala Harris che è Hollywood, dall'altra parte c'è il partito conservatore con candidato Donald Trump che rappresenta l'elegia americana, e lo faccio citando il libro di J.D. Vance che è la storia praticamente di una famiglia che serve come praticamente è lo specchio della storia di una pezzo di civiltà americana, no? Di un mondo dell'America profonda, no? Di un mondo dell'America e di un'America che è andata deindustrializzandosi progressivamente, impoverendosi, dove la classe media perdeva. Esatto. Ma è anche un romanzo che parla di speranza, parla di sogno americano, sì. No? Parla dell'individuo che ci tiene al suo paese. J.D. Vance ha combattuto. Sì. Bravo, ti volevo dire, infatti, è l'America di mio cognato è dell'Indiana, la provincia che ha mandato i suoi ragazzi a morire nelle guerre di Dick Cheney e di Bush, e sono tantissime le famiglie che hanno avuto il loro figlio, il loro nipote che è andato in Iraq o in Afghanistan e non è più tornato, o è tornato in sedia a rotelle senza un orecchio perché ha perso, ed è tornato non capito. Bravo, no, c'è stato un secondo Vietnam in miniatura, però c'è stato così, il trauma, non capito, perché appunto invece il mondo dem, il mondo pattinato, non ha capito che cos'è l'impegno per il paese, no? Perché c'è questo universalismo che poi in realtà si è tradotto anche in quello che è un globalismo, una globalizzazione selvaggia, e adesso non voglio entrarci nello specifico, comunque con la concorrenza sleale da parte della Cina. Bravo. E tutto questo che ha creato un impoverimento fino alla chiusura delle industrie, del tessuto produttivo, tutto del cuore produttivo dell'America, che era la Rust Belt, no? No? Dove oltretutto in questo momento Trump invece rappresenta un esempio di speranza interna, no? Perché lui parla a queste persone molto di più di quanto non faccia Kamala Harris, che ha fatto un pieno con tutti i fondi che ha ricevuto, sono stati miliardi e miliardi, sono state quasi comprate queste elezioni. Hanno fatto un pieno diciamo che è stata comprata la campagna elettorale, perché ha fatto un pieno di star, no? A partire dalla Lady Gaga, Ricky Martin, come si chiama quella bionda carina, quella che canta la Taylor Swift, che Eminem, il povero Eminem che è stato strappato di casa mezzo imbriaco e stanco e nemmeno lui sapeva cosa stava facendo. Ricky Martin, ecco, che ha chiuso il comizio di Kamala, ma perché questo è nell'illusione che i seguaci di questi star dopo vadano a votare Kamala. La realtà è che l'America è fatta di altre cose, no? E i seguaci di Trump, lavoro, di necessità, come invece di apostofati Biden, sono garbage, sono monnezza, come direbbero a Napoli, monnezze che non siete altro. Ecco, facendo un endorsement a Trump enorme, fra l'altro. Sì, allora la monnezza torna subito, ma dopo la pubblicità.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E dalla regia il nostro monumentale Lorenzo ci fa rientrare in diretta Federico Mimmo Mignetta, il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, e soprattutto il nostro mitico ospite Giuseppe, l'uomo che ha dato la genesi al sito di Radio Libertà. Ha dato visibilità a un posto prima invisibile nell'etere web, non nell'etere web, ok? Perché anche qua noi siamo stati accusati in passato da qualche malelingua di essere una trasmissione un po' uomofoba, come direbbe Cozzalone. Invece noi ci vogliamo bene agli uomini sessuali, sono come noi, come dice Cozzalone. Esatto. Ecco, come noi normali. Dice bravo, lui. è vero. E infatti noi ci vogliamo bene a tutti gli uomini sessuali che ci ascoltano e siamo anche la prima trasmissione non binaria. Siamo anche ascoltati dal gruppo dei fan di Canusa? Sì, anche dal Canus Fan Club, che anche loro sono un po' monnezza, mi hanno detto, almeno così dice Biden, quindi rientriamo con Biden che dice a tutti quelli: chi vota Trump è una monnezza. Mi ricorda un po' quando Berlusconi, dicono che quella frase l'ha fregato, disse: chi non mi vota, non posso pensare che in Italia ci siano persone talmente coglioni che vanno a votare per Prodi, e dicono che quella frase là, Berlusconi in vantaggio, Berlusconi dice quella frase là, vince Prodi per un pugno di voti, ma come disse Giuliano Ferrara, ha ringalluzzito i seguaci del Prodi romano. Meno male che è rimasto poco il Prodi. Ecco, sì, però insomma il guaio era stato fatto. Ora non vorremmo che Biden con quella bordata abbia, insomma, dicono che tra l'altro tra Biden e Kamala non corra tutto questo buon sangue, anzi non si possono vedere. E quindi forse tanto per sbaglio Biden non l'ha fatto, anche perché lui era convinto, è bello vecchietto, ma vecchietto quel arzillo, come direbbe Razzi, quello è Biden e quello è buono, è vecchietto ma dorme un sacco, però lui ci tiene a fare il presidente. E quando i Clinton e gli Obama l'hanno preso per i capelli e hanno detto: tu non do candidate, vattene a casa, quello Biden ci è rimasto male, non gli è andata ancora ora, non gli è andata per niente. Un po' come De Luca, che la Schlein ha detto che non lo vuole, non ci vuole avere a che fare. Io alla Schlein ci faccio le orecchie come quelle di Bugs Bunny. La Campania mi vuole, mi chiamano De Lukashenko, hanno già fatto una raccolta firme per farmi fare il quinto mandato. Ed è vero, in Campania ha amato, come i bielorussi amano Lukashenko, i campani, lo posso testimoniare, amano a furor di, almeno quelli che ho conosciuto, che tu sia di destra o di sinistra, c'è questo amore per questo leader, questo caudillo, questo conducatore che la Campania non aveva mai conosciuto prima, che ha trovato in De Luca. E quindi qua chiudiamo la pagina. Torniamo a noi invece, alle elezioni degli Stati Uniti, al nostro esperto di USA. Rischio generosi. Allora, un'altra battuta, un'altra fake news che gira su Trump ha detto, dicono che già Trump ha lanciato il colpo di stato, barricata a Washington, perché è stato detto dai major democratici, scusate se mi dilungo, ci potrebbero volere anche 12 giorni per contare tutti i voti, e Trump l'ha detto scherzando. Però mentre Trump ha rilanciato questa cosa, 12 giorni per contare i voti, cioè manco in Molise o in Calabria, senza offesa per i molisani e i calabresi che ci ascoltano, non esiste nemmeno qua in Italia, nemmeno in Moldavia, 12 giorni per contare i voti, alla faccia della Russia. E insomma, poi hanno ragione a dire Trump, cioè ha ragione a dire Trump poi scoppia la guerra civile se i risultati non sono chiari. Cioè penso che qualsiasi paese si meriti di sapere subito, o poche ore dopo, chi ha vinto, chi no. C'è questo rischio di guerra? Allora sì, nel senso che sarà difficile riuscire ad avere, a meno che, appunto, ribadisco, i sondaggi, quello che più o meno ne risulta, ecco, non siano così fallati che a un certo punto gli swing state girano completamente da una parte o da quell'altra, si giocherà, come dicevo, di un'incollatura. Questa è una cosa che non è dato a sapere, però è anche vero che gli Stati Uniti sono una grande democrazia.
quindi alla fine dei conti il risultato salterà fuori. Pur non essendo escludibile anche il fatto che ci siano contestazioni, perché il mondo sta vivendo un momento particolare, no? Particolarmente conflittuale, e su questo, e l'America non è che aliena anche a questa cosa. Quello che io però posso dire è che alla fine la cosa in cui io ho fiducia è che alla fine, come dicevo prima, quello che prevale, che quello che potrebbe prevalere è, che noi speriamo che prevalga, è non come dire, la patinatura, no? E poi prive di contenuti, perché da Camera Harris non abbiamo avuto un segnale reale di politica economica, di politica estera proprio zero totale, politica dei borders, cioè dei cosi, dei confini. che già lei ha praticato malamente, come si sa, nei 4 anni in cui le era stato dato il mandato da Biden di occuparsi dei confini sud, no? Quelli col Messico, che sono un tale colabrodo che non molti sanno che i migranti passano con Uber. Cioè, siamo a questo livello. Cioè si affittano il taxi, Sì, l'NCC. sì, con Uber. Guardi, si girano di là. Cioè, è un colabrodo, praticamente passano tutti quanti liberamente. Ora, e questo è interessante, perché questo paradossalmente invece fa il gioco di Trump anche su un altro fronte. Trump gioca abbastanza anche sulle minoranze. Sì, Al che di dicono là- che lo odiano tutti, perché Trump è l'uomo della razza bianca ariana maschio, perché già le femmine non lo Sì, ma votano questa più. è una leggenda. In realtà, Vabbè, no, sì, in verità anche, cioè, mia sorella che è una cittadina guarda, vi do americana, una già piccola anche lei mi ha notizia. raccontato una... Ma tu che sei il nostro No, americano? vi do una piccola notizia. Allora, intanto gli ispanici, che sono una grandissima quantità negli Stati Uniti, no? È la lingua più parlata negli Stati Uniti, lo spagnolo. C'è il bilinguismo nei negozi, trovi Sì. tutto scritto inglese Sì. e spagnolo ovunque. Tendono a essere con Trump perché gli immigrati regolari non vogliono gli immigrati irregolari, perché gli cavano il lavoro, gli vanno a rompere le scatole, si mischiano gli uni con gli altri, no? Quelli che ce l'hanno fatto cercano di farcela, non vogliono altra gente, no? Men che meno che gli somigli, no? Che arriva oltretutto quello che arriva senza alcun filtro, quindi arrivano persone che cercano la libertà e il commercio, ma anche delinquenti, arriva di tutto. Quindi da quel lato lì gli ispanici sono spaventati dall'idea di un'immigrazione selvaggia, no? Dall'altro, perfino adesso vi Anche i dico neri un'altra so che cosa. non sono molto contenti di questa marea Cioè, ispanica che sta arrivando. no, assolutamente no, non ce n'è bisogno, ecco. L'ultima cosa che si è letta sui giornali americani è che perfino gli arabi americani stanno inaspettatamente girando un po' la loro intenzione di voto, per quello che si sta capendo, insomma, quello che è possibile capire, verso Trump. Questo è uno scoop, Ma come perché? direbbero. Ma questo perché? Perché ancora, di nuovo, il paese reale, l'economia reale, i problemi reali, al di là di ogni ideologia. Gli arabi americani sono lì a lavorare, sono lì a, come dire, a fare gli americani, okay? Questo vuol dire che sono abbastanza laici, abbastanza distaccati da quella che è l'ideologia, no, diffusa dall'Iran, diciamo dall'ossessione nazi islamica che invece sta imperversando nella guerra Medio Oriente, okay? Sì. Ma tutte queste persone hanno parenti, famiglie, vicini che stanno in Medio Oriente. E il fatto che Trump dica: "Io la faccio finire quella guerra", è di tutto interesse loro, perché loro vogliono che le loro famiglie stiano bene, cioè loro non vogliono la guerra. Sì, invece qua c'è Biden e Kamala che la mattina dicono basta guerra in Medio Oriente e poi la sera mandano tonnellate di bombe in Israele. Cioè, Manca il nitore e non c'è della nemmeno politica, un'interlocuzione no? con Netanyahu. Sappiamo che Netanyahu No. e Biden non si Poi sono parlati per più di 90 giorni, esatto. addirittura, cosa che non è mai accaduta nella storia degli Stati Uniti, che Esatto. insomma non ci fosse un'interlocuzione Stati Sì, è lo Uniti-Israele. stesso Netanyahu che in realtà recentemente quello che ha detto al popolo persiano, la grande tradizione della Persia non merita lo scempio degli ayatollah, no? Quindi a questo qui vabbè è un inciso che effettivamente c'entra fino a un certo punto, però il fatto è che la politica estera di Trump è saldata con la politica economica interna. Intanto Sì. perché gli Stati Uniti sono un popolo composto da popoli, e poi perché Trump ha già dato prova nei 4 anni in cui è stato presidente, non solo di fare gli accordi di Abramo, il che vuol dire mettere d'accordo una serie di paesi che d'accordo non ci andavano con Israele, ma ha tenuto a bada la Corea,
E se ricordate anche con il pugno di ferro, anche no, facendo dichiarazioni piuttosto svelte, ecco, Sì, cioè, sì. senza andare tanto proprio per il sottile. Putin, la Russia, nei 4 anni in cui Trump è stato presidente, non ha mosso un dito, non ha Sì. mosso foglia, non Anche ha i invaso nessuno, talebani non ha comunque in attaccato nessuno. Afghanistan erano tranquilli Tutti finché fermi, c'era... state tutti fermi, ok? Oltretutto adesso la situazione è anche peggiorata perché non bisogna sottovalutare, per esempio, il movimento, il passaggio delle truppe nordcoreane sullo scenario ucraino. Non è una sciocchezza, perché il fatto che ci sia questa nuova versione, no? Cioè di militari che non c'entrano con il conflitto, che entrano nel conflitto, che oltretutto sono dell'estremo oriente, no? Può prefigurare un vero pericolo, che è un pericolo della saldatura del fronte occidentale, il fronte europeo con il fronte asiatico, perché intanto la Corea è praticamente una dépendance della Cina. Quella del nord, ovviamente. Del nord, Sì, chiedo perché quella scusa, del no, sud... Nord Corea, no, per carità, scusate. Invece in Corea del Sud ci sono 40.000 militari americani, è il paese dove c'è Corea la del più Sud è un altro forte universo. presenza di soldati americani al di fuori degli C'entra Stati nulla. Uniti. Scusa, chiudo l'incido. Sì, Inciso. ma poi la Nord Corea è una strana monarchia stalinista, Sì. no, Autarchica, un regime molto... pseudo-religiosa, Sì. in cui c'è questa visione di questa famiglia, no, che sì, no, Come dice Antonio Razzi, che c'è Kim Jong-un là. Quella è buona. È buona che tiene, che comunque tengono il popolo in uno stato di povertà terrificante, mentre invece loro prosperano e sono foraggiati dalla Cina. Quindi questa saldatura, tenendo conto che la Cina è fortemente interessata a Taiwan, continua a girare attorno con le forze militari, sta continuando a premere su questo. Questa è una cosa altamente pericolosa, sì. Quindi ancora di più in questo momento una presidenza forte nella politica estera, soprattutto con idee chiare su come si usa il potere economico, ribadisco politico e financo-militare degli Stati Uniti quando si va alla trattativa, non a portare truppe, ma proprio alla trattativa. È il peso della trattativa che è importante, no? Su questo Trump ha le idee chiare, Kamala mica tanto. Sì. Tanto è vero che non sa che cosa dire. Sì, infatti le dice, non chiedete quello che penso io, ma quello che pensa Trump dell'economia, perché lui è il problema. Se voi guardate un comizio di Kamala, un'intervista di Kamala Harris è questa. Quindi molti americani si sono fatti l'idea. Allora, se hai qualcosa... Trump è un teorico della detassazione globale, eh? Sì, cioè, è quello che vuole detassare le mance, che sembra una sciocchezza, ma in un'economia, nella microeconomia americana, le mance sono parte integrante dello stipendio, se le detassi fai del bene alla gente, sì, no? Sì. Quindi... Poi le fasce più deboli, nemmeno a farò caso durante la presidenza Trump, gli operai hanno avuto il maggior aumento di stipendio che si dava come la destra che sta governando in Italia, e sembra che a beneficiarne non è per la prima volta Stellantis, Lexor, la Galassia Agnelli, come hanno fatto i governi dei sinistra, come vorrebbe Landini ancora oggi, ma sono la fascia medio-bassa. E insomma, là è un'altra cosa particolare, perché Biden è un fautore della guerra fredda 2.0, evidentemente da vecchietto, quale gli manca, per carità, un mondo migliore, per l'Unione Sovietica aveva una stazza diversa rispetto alla Russia, mentre ora c'è un nuovo pericolo, tra virgolette, che è la Cina, cioè l'affacciarsi della Cina con la sua potenza economica, militare, tecnologica, pone che il vero, tra virgolette, avversario degli Stati Uniti non sarà la Russia di 140 milioni di abitanti, i due giganti sono è la Cina, ed è sul mare Pacifico, cioè dietro l'angolo degli Stati Uniti. Attenzione, gli Stati Uniti non hanno mai superato nessun'altra potenza nel Pacifico. La seconda guerra mondiale scoppia per il Giappone, attenzione, per Pearl, non per la Germania nazista. Fate attenzione, amici a casa. Pensare che una Cina con una popolazione che è 4 volte gli Stati Uniti, un'economia sconfinata, una tecnologia che comunque pesa, e ora i cinesi sono al nostro stesso livello, se non più avanti in tante altre tecnologie, e addirittura gli americani siano il primo importatore, il primo beneficiario di un'economia che vive solo di esportazioni, cioè non hanno nemmeno il consumo interno, non c'hanno niente. Trump il problema lo pone, se ne sta accorgendo, prima o poi la Cina busserà alla porta, cioè dovremmo fare i conti quando saranno i numeri uno. Sì, è necessario che il colosso americano faccia sentire il suo peso a livello di politica internazionale, in maniera tale da riportare un po' in equilibrio quello che sembra incominciare a pendere un pochino troppo, tant'è vero che per l'appunto l'invasione è un problema anche per l'Unione Europea, molto grosso. Von der Leyen sembra che non se ne accorga. Non sappiamo come maneggiarla, sì. La verità è quella, no? Quindi hanno anche una cultura diversa, mentre i russi sono europei, comunque ci puoi parlare, sono anche cristiani, cioè anche l'Unione Sovietica comunque aveva un'impronta cristiana. Noi siamo davanti a un popolo che è quello cinese che ha valori e credenze totalmente diverse.
Cioè totalmente non, aliene non riguardo, ci sì, sì. ragioni alla stessa maniera. È Così. brutto da dire, ma è la realtà, cari amici a casa. È così. Quindi l'unica maniera per arginare, per riuscire a ripristinare un equilibrio pacifico e dove la contesa rimane a livello economico, dove la contesa geopolitica non va a colpire i popoli civili, le persone, ma anzi si riporta un po' in equilibrio tutto quanto, è il fatto di avere un presidente degli Stati Uniti che ha le idee chiare in tema di economia, di politica estera, ecco, e financo di immigrazione, che magari ci dà anche qualche idea. Ecco. Giuseppe, allora siamo in chiusura, almeno con la tua, insomma, ti ringraziamo ovviamente Ringrazio voi per avermi invitato, di a questa esperienza sorpresa. portata sul campo, però andiamo in chiusura parlando di noi, di Radio Libertà, ed è la cosa più importante, perché un uccellino, anzi un tacchino me l'ha detto, tanto per stare in America, un tacchino, Un tacchino. tacchino, un turkey, come direbbero Un turkey, mi ha detto che su Fanno i tacchini? come i turchi, no? Parlano più o meno anche i turchi, parlano. Ora mi chiamano, sono turco, basta, non voto più. Vabbè, mi dispiace, caro amico turco. Un saluto agli ascoltatori della Sublima Porta. Ecco. Ok, ritornando a noi. Un tacchino mi ha detto che il sito di Radio Libertà ha uno speciale sulle elezioni degli Stati Uniti. Domani. E ci sono anche tutta una serie di trasmissioni che tratteranno le elezioni, i risultati delle elezioni, se ci saranno, e non tra 12 giorni come... No, però seguiremo, se da domani mattina, presto dopo, gli scorretti di Carlo Cambi, comincerà una diretta dove saranno presenti il condirettore Giulio Cainarca e il direttore responsabile Giovanni Sallusti, che da via Carlo Bellerio o da Pittsburgh? No, da via Carlo Bellerio, sì, esatto. Dopodiché continueranno le trasmissioni fino alle 8 di sera, dopodiché ci sarà Antonino Danna che proseguirà. Quindi dalle 10 del mattino inizia questo sì, speciale. più o meno, sì, fino a sera noi continueremo a dare gli aggiornamenti, a fare riflessioni, a avere ospiti e con l'analisi delle cose mentre succedono. E il sito pure coprirà... Il sito verrà aggiornato di momento in momento con gli interventi, con le posizioni, le riflessioni che sono, perché noi siamo un sito che, come dire, non ha come core business il fatto di dare la minima notizia che puoi trovare sempre su tutti i siti, no? Ma il fatto di interpretare, dare una lettura di quello che sta succedendo. E questo di cui noi ci occuperemo anche come sito. Infatti il tacchino mi ha detto pure che tu dormirai qua tutta la notte, ti sei portato una bottiglia di 5 litri di caffè. Io dormo sempre qui tutta la notte. Anzi, questo bottiglione da 5 litri di caffè per stare sveglio sì, e seguire io per fortunatamente 48 ho una ore. scrivania piuttosto estesa, quindi posso mettermi in tutte le posizioni che desidero, sono comodissimo. Quindi, caro Mentana, preparati perché la maratona la facciamo anche qua su Radio Libertà. Domani, sì, certo. Okay. Grazie mille, grazie Giuseppe. A voi, buon grazie lavoro. a tutti e grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Grazie. Ecco, allora ragazzi, come vedete la nostra redazione sprizza di competenza, di idee e soprattutto di lavoro, in questo caso radiofonico, che andrà a coprire totalmente questo grande evento, queste elezioni che sembrano quelle più combattute da sempre negli Stati Uniti. E noi, pur parlando di lavoro, ci siamo sentiti in dovere di dare copertura a questo grande evento, anche perché è emozionante. Viviamo in un paese che per 12 anni ha avuto una dittatura di fatto, dove si andava a votare ma comunque il governo era deciso qualcun altro ed era tecnico, oppure era del PD che perdeva ma governava lo stesso. Pensare che ci siano persone in un altro posto che possono decidere il loro destino in maniera democratica ci emoziona quasi. Dice, comunque tutto quello che succede nel mondo ci colpisce e ci compete, perché appunto qualsiasi cambio, stravolgimento sono poi cose che paghiamo noi. Ma poi noi italiani soprattutto, perché oltre a essere una delle prime comunità, ci sono 50 milioni di americani che sono di origine italiana. La famiglia di chi vi parla è immigrata in massa negli Stati Uniti nel 1920. Mio nonno era l'unico Carbonara che era rimasto ancora qua in Italia. Nel Massachusetts, io saluto... un saluto, un saluto a tutta la mia famiglia negli Stati Uniti, nel Massachusetts, a Boston, Brockton e nei dintorni. Sono 120 là.
Qua siamo rimasti in 3, là sono 120, pensate un po' cosa vuol dire. E poi la presenza militare, cioè ricordiamoci che gli Stati Uniti in questo paese hanno quasi sempre comandato. Sì. Ecco, è quasi come se qualcuno scegliesse anche i nostri destini, anche se noi non li possiamo scegliere. E voi, cari amici a casa, lo sapete. In altri tempi ci arrivavano i bastimenti col piano Marshall, ci arrivava da mangiare, da vestirci, ci arrivavano le cioccolate. Sì. Più che guai non ci arrivano, perché quando appunto si fanno partire tante guerre, alla fine appunto poi scattano le sanzioni, gli obblighi, una cosa o l'altra, e noi li paghiamo, insomma, perché è stato già argomento di discussione in altre trasmissioni, ma le limitazioni che sono state imposte per frenare, per contro questo, quello e quell'altro, hanno prodotto a livello di produzione industriale netti cali, insomma. Cioè, ecco, abbiamo appunto aziende che campavano con l'esportazione e stanno o delocalizzando, stanno addirittura mandando proprio a casa. Infatti la speranza è che se gli Stati Uniti si svegliano e iniziano a proteggere le loro imprese, magari qualcuno qua in Europa sia costretto a seguirlo, perché non è normale quello che accade ora, quello che hanno voluto i Clinton, cioè la globalizzazione, la delocalizzazione di tutte le imprese. Perché poi gli utili delle multinazionali, se la manodopera costava di meno, aumentavano, insieme al fatto che prima dei Clinton esistevano le banche commerciali e quelle che prestavano i soldi ai cittadini, di separate. Clinton abolisce lo Steel Glass Act, cioè che era una legge che esisteva anche in Italia, che diceva chiaramente: o fai la banca che va a speculare in borsa, o fai la banca che presta i soldi all'economia reale, la banca commerciale. Ecco, questo è stato abolito negli Stati Uniti da Clinton. Sono sempre loro che fanno uguali, loro fanno trattati per we are the world, we are the children, insomma dicono bello commercio mondiale, one world, questa era tutta una scusa per far chiudere le ditte in Occidente e farle riaprire dove? Perché gli Stati Uniti poi sono meravigliosi, si costruiscono sempre il loro nemico, in Cina. E quindi cosa hanno fatto? Si sono costituiti il loro nemico e hanno devastato un'intera classe media che viveva cioè che lavorava nelle fabbriche, nei campi, perché qualsiasi cosa viene importata dall'estremo oriente, da ogni angolo del mondo. E quindi la ricchezza si è concentrata nelle mani dei pochi azionisti di queste grandi multinazionali. Con Trump questo aveva iniziato a invertirsi. Speriamo che non cambi idea, perché io leggendo ha già promesso dazi al 100%, addirittura sono terrorizzati da questo punto di vista. Il fatto che però speriamo che una volta eletto invece non cambi idea e faccia l'esatto opposto, l'esatto contrario. Finora ha sempre tenuto la parola. Mi ricorda quasi un politico che abbiamo qua in Italia che ha un meraviglioso processino a Palermo. Un certo Matteo Salvini che appena divenne ministro dell'interno disse: io li blocco tutti, e ora c'ha, come Donald Trump, tutta una serie di meravigliosi processi. Solo che è uno solo Matteo, insomma, dovrebbero esserne molti di anche più. Donald Trump è solo. Forse oddio, forse Donald c'ha qualche dollaro in più. Sì, però lui fa quelle sparate, come si dice che Matteo le faccia. Non alla stessa maniera, ovviamente, perché hanno due stili diversi. Comunque le sparate Trump le fa perché, non avendo i soldini che a Kamala, tu con le sparate però finisci sempre in prima pagina. Siccome tanti anni fa c'era uno che diceva vero o fa, no, come si dice, buono o cattivo che sia, l'importante era stare, che se ne parli, l'importante era stare prima pagina, e funzionava anche senza soldini. Quando tu devi fare una mega campagna elettorale contro una corazzata dove c'è Google, Microsoft, Amazon, c'è tutta i grandi oligarchi dell'economia americana e occidentale, sei costretto a fare le sparate, perché comunque con le sparate tu riesci a stare al loro livello pur spendendo molto molto di meno. E quindi lo sapete, la storia della Lega di Matteo Salvini è molto simile in Italia, perché aveva un partito che aveva 40 milioni di euro da pagare, 49 milioni di euro da pagare, che era al 3%, c'era un partito devastato, distrutto, era dato per morto da chiunque. Matteo Salvini, dicendo tutta una serie di cose che il popolo pensava, che tutti noi pensavamo, però avendo il coraggio di dirle e di essere presente nei peggiori posti dove nessun politico si permetteva di andare, compreso il giorno che andò a dormire al Cara di Mineo,
Cioè, c'erano questi qua, no, venite tutti immigrati, però nessuno andava là a dormire con quelli. Matteo Salvini ha preso e ci è andato. Insomma, ha avuto la capacità di finire su tutte le prime pagine, di stare, insomma, sulla punta della lingua di tutti, non spendendo nulla, perché i soldi non c'erano, non ci sono e non ci saranno. Questo va anche detto. Questa radio qualcosa, a proposito di soldi, ne sa qualcosa anche il nostro Lorenzo, che ha uno stipendio che è esclusivamente in noccioline. Pensate un po'. Con quello che costano non è tanto male, mi dicono, però non è nemmeno ai livelli, insomma. Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che porta qualche cibaria da consumare in compagnia, così. Se no, come andiamo avanti? A pane, a gallette e acqua? Come dice qualcuno in Vaticano, non si vive di solo pane. Ma ci vuole anche ci vuole anche la mortadella, cari fratelli e sorelle. Tra l'altro è stata presentata la nuova mascotte so che quasi esudiamo, ragazzi, però ve lo devo dire, andate su internet, internetiani, e guardate chi è la nuova mascotte del Giubileo. È una ragazzina che è uguale, identica a Greta Thunberg, alla faccia del cattolicesimo, ora la metterò, e che ha in mano uno stimolatore, insomma una cosa zozza, sia per la patata che per dietro. Poi andate, io non voglio essere volgare, l'ha fatto un uomo che solitamente cura la campagna di comunicazione per tutta una serie di associazioni gay. E ora la vediamo, non so se il nostro regista lo vorrà mettere in onda. Ecco, ecco, mi tocca fare tutto a me. Sto cercando di fare 4 cose alla volta, ma sono un maschietto e ne faccio una fatta male, solitamente, però ci proviamo. Mascotte Giubileo, ecco qua. È il primo risultato che a Google, e vedete questa ragazzina con un sex toys in mano. Ecco, ora si dice sex toy. Non riusciamo a farlo vedere? Sì, anche... trovo l'immagine, scusate, ecco qua. Eccolo qua, il sex toys che è in mano, e avete capito bene. Parla l'istruttore che ha creato Simone Legno, insomma. Luce, la mascotte. Sì, ora apri immagine, apri immagine un'altra scheda, eccola qua. E vedete questa simpatica ragazzina che ha in mano un sex toys, cioè una cosa con cui le femmine si trastullano sia avanti che dietro. Sì, ed è una cosa voluta. E non sto scherzando, anch'io quando... è il legno di Frassi, no? Sì, è guarda, una cosa ecologica. Chissà perché ha quella forma là. Ora anche Lorenzo sta guardando, mi sta guardando male, non ci crede manco. Anch'io quando l'ho visto ho detto no, è uno scherzo. No, è tutto vero. Questa è Greta Thunberg. Se andate a vedere le foto ci somiglia, c'è lo stesso impermeabilino di Greta Thunberg, c'è una crocina piccolina che ricorda che sì, è cristiana la cosa, e poi c'è questo meraviglioso sex toys con cui ci si può trastullare, sì, ci si può trastullare magari durante le omelie. Se non lo precisavi tu nessuno se ne accorgeva. No, in verità ci sono un sacco di persone che si sono strappate i capelli. Ora leggiamo qualche titolo, scusate, di giornale, perché è una cosa che ha fatto scalpore, ha fatto davvero, però questa nuova chiesa che è sempre più lontana dalla fede, però è sempre più vicina al mondo mondano, questa chiesa. Eccolo qua, Luce, la mascotte del Giubileo tra le critiche e cosa c'entrano i sex toys, appunto, e molta gente ha detto insomma, una bimba pellegrina realizzata con l'estetica dei manga, con stivali infangati dal cammino, crocifisso al collo e occhi grandi spalancati sul mondo pieni di luce, così come il suo nome, Luce appunto. Lei è la mascotte scelta dal Vaticano per il Giubileo 2025, disegnata dall'artista romano Simone Legno. Però attenzione, non è piaciuta a tutti. C'è la criticata per la troppa somiglianza all'attivista per il clima Greta Thunberg, e chi l'ha scelta dall'illustrazione che, insomma, tocchi d'occhi, ha firmato anche alcune, insomma, l'illustratore, Legno, ha firmato anche alcuni gadget per il Gay Pride e alcuni sex toys. E insomma, non è un problema aver collaborato con un produttore di sex toys, il problema è aver fatto questo legno che, insomma, sembra davvero... Ci siamo capiti, cari amici a casa. Non lo voglio e non lo posso dire, anche perché poi ho il rischio che qualcuno mi cazzi, mi faccia il solito, insomma, la solita sgridatona sulla trasmissione, ma andatevelo a vedere. Insomma, e sto parlando di Papa Francesco perché lui Donald Trump non lo sopporta per niente. Non sapete quanto darei per vedere Donald Trump di nuovo in Vaticano e le facce di Papa Francesco. Perché Donald c'ha i capelli, sì, Francesco lui, sì, ovviamente sì. Va bene, intanto allora
Ragazzi, restate qua con me a Radio Libertà, un palinsesto interessantissimo, tantissime notizie, soprattutto la maratona di Radio Libertà che va a coprire l'evento del decennio, le elezioni negli Stati Uniti. Grazie a tutti per l'ascolto, come al solito il tempo è tiranno. Grazie Mimmo. Ciao a tutte e a tutti. A martedì prossimo alle 3 sempre. Ciao.